Se un silenzio sa far pensare a una distanza, la convinzione che essa possa esserci davvero è annientamento. L'annientamento è il nulla, la fine, ma non può esserci fine nemmeno nel silenzio. Se lo si ascolta, ha come un pentagramma su di sé, come se vi transitassero su di esso musiche che solo i pensieri più sinceri sanno cantare. Chiedetelo alla notte, chiedetelo alle rive, ai pescatori, ai soldati. Vi risponderanno con la luce. Sono Cristian Marrusu, nuorese, ho 38 anni. Sono sempre alla ricerca di cose belle dal punto di vista umano. Cerco di farlo nella vita quotidiana, nel mio lavoro e nella scrittura. La scrittura quindi diventa un mezzo, quel mezzo che mi permette istintivamente, razionalmente di creare le mie storie, e diventa un viaggio, percorrendo le stesse strade dei miei protagonisti e cercando di raccontare non soltanto quello che fanno, ma i loro stati d'animo, i loro sentimenti, i loro pensieri. La mia prima pubblicazione è del 2006, Come il tabacco inglese, in cui ho cercato di raccontare con non poche difficoltà il percorso professionale di un soldato e dei rapporti umani che era riuscito a costruire con le popolazioni in tutti i luoghi di operazione. Successivamente è arrivato I Cuoci dell'anima, la storia di Massimo, un uomo che ha avuto il coraggio di fare una scelta coraggiosa per poi rendersi conto che rifarsi in una società molto ristretta, come può essere una piccola provincia, una piccola città, un po' come le nostre, sia difficile, in luoghi in cui il pregiudizio talvolta seppellisce le persone. E ora arriva L'altra pelle. L'altra pelle è il mio ultimo racconto, pubblicato da Zegna Editrice, ed è la storia di Ziva. Ziva ci racconterà del suo viaggio, dalla Sardegna al Kenya, e poi dal Kenya di nuovo in Sardegna. Ci racconterà la sua sofferenza silenziosa, sua come di tutti i pazienti di patologie orfane, di farmaci, di ricerca, ma ci lascerà anche un messaggio di speranza e di forza per tutte le persone come lei.